Buongiorno, siamo con il sindaco di Portotolle e con l'assessore Bertaggia. Roberto Pizzoli, questi stati generali della pesca sono arrivati qua fino al punto estremo del Polesine. Occasione per parlare di... Buongiorno a tutti, intanto buongiorno direttore, chiaramente è un appuntamento molto importante per noi, ci onora, ringraziamo la Regione di aver scelto anche Portotolle, Pile in particolare, che è il nostro porto peschereccio per eccellenza, per il pesce azzurro soprattutto. È un'occasione per parlare di ecosostenibilità, per parlare non solo dei problemi ma anche delle prospettive che ci saranno nei prossimi anni per quanto riguarda il comparto pesca. Pensiamo anche solo alla programmazione del nuovo FEAMP, che dei nuovi finanziamenti comunitari, che saranno un'occasione comunque importante proprio in virtù delle programmazioni da fare. Assessore, cosa si aspettano i pescatori da queste occasioni di confronto come oggi, dove arriva poi a Pila un po' tutto il mondo della pesca? Sì, buongiorno a tutti. Guardi, io colgo l'occasione proprio per ringraziare innanzitutto la Regione di aver scelto il nostro territorio come punto, come seconda tappa degli Stati Generali della Pesca. Quello che si aspettano i pescatori direi che è proprio una programmazione, uno sguardo sul futuro, perché questi Stati Generali servono proprio, oltre ad evidenziare quelle che sono anche le problematiche e le criticità, ma proprio per programmare quelli che sono gli anni futuri in termini di interventi, in termini di sviluppo, in termini di prospettiva, con uno sguardo particolare chiaramente alla sostenibilità. Siamo in un periodo abbastanza difficile per la pesca, caro gasolio, la siccità che sta creando problemi in un altro genere. Sindaco, oltre alla prospettiva futura, per l'oggi? Per l'oggi so che anche già a livello anche comunitario stanno sbloccando dei fondi per quanto riguarda proprio il sostegno immediato per il comparto. Il caro gasolio sicuramente è uno dei problemi principali, perché chiaramente va ad agire in modo pesantissimo per le imbarcazioni che escono, che devono fare anche diverse miglia per andare a pescare, quindi insomma, e qui apriamo anche una parentesi sulla pescosità dell'Adriatico, che comunque anche quello è un tema sicuramente oggi da attenzionare. E poi ci sono tutte le misure, ripeto, che riguardano la programmazione. Mi auguro una programmazione mirata che possa sostenere, aiutare e dare comunque un input per quanto riguarda gli investimenti del comparto, che va sicuramente sostenuto ed aiutato per l'eccellenza, ma anche per il numero di addetti e per il movimento che fa, per l'indotto che fa nel nostro territorio, ma anche in tutta la regione. Assessore, oltre a quelli che pescano in alto mare, i pescherecci, c'è anche chi coltiva, che in questo momento è alle prese con un problema ulteriore, che è quello del cuneo salino, del sale che rientra, della siccità. Da questo punto di vista come vede il futuro immediato dopo la dichiarazione dello stato di calamità? C'è qualche prospettiva immediata per chi lavora nelle lagune o no? Nell'immediato le dico che sono già in corso dei lavori di vivificazione e di scavo che devono necessariamente essere intensificati in questo periodo e devono essere completati proprio per garantire quel ricircolo d'acqua di cui le lagune hanno forte necessità. Chiaramente non è solo il lavoro di vivificazione, perché ad oggi si aggiunge questo problema della siccità che ahimè in qualche modo non era prevedibile e programmabile. Sindaco, e con l'acqua potabile come stiamo? Acqua potabile stiamo molto bene. Acque Venete ha fatto un intervento davvero importante con il dessalatore che abbiamo montato alle centrali di Ponte Molio. Ad oggi l'acqua potabile è garantita a tutte le utenze, quindi per noi è un grande sollievo e un'operazione veramente importante. Mentre per quanto riguarda l'irrigazione dei campi, qui sono oltre 20 giorni che non riusciamo ad irrigare, infatti oggi firmerò lo stato d'emergenza. Grazie al sindaco di Portotolle Roberto Pizzoli e all'assessore Bertaggia. Grazie.